Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Nei giorni scorsi con la Regione e Avepa abbiamo organizzato il terzo e ultimo incontro del trittico vitivinicolo dedicato al consuntivo della vendemmia. Abbiamo parlato di uva raccolta, di 14 milioni di quintali, ricordiamolo, di vino, di mercati internazionali del vino e così via. Quest'oggi però parleremo di prezzi delle uve e lo faremo con il dottor Nicola Severini dell'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura. Grazie Nicola per essere oggi qui con noi e ti chiedo immediatamente com'è andata quest'anno la vendemmia sotto il profilo dei prezzi delle uve. Quest'anno l'annata agrometeorologica per quanto riguarda la vite è stata tutto sommato buona. Diciamo che era partita in maniera non ottimale con una gelata all'inizio d'aprile che ha portato al rallentamento della vegetazione di 7-10 giorni, rallentamento che si è portato avanti fino alla raccolta. Comunque sia, in cantina sono arrivate delle uve di buona qualità, per le rosse con un buon contenuto di polifenoli e per le bianche con una buona carica aromatica. Quindi questo significa che i viticoltori sono riusciti a spuntare anche di prezzi interessanti. Sì, quest'anno a differenza dell'anno scorso tutte le province analizzate portano dei aumenti dei prezzi sull'ordine del 20% circa. Quindi è stata tutto sommato una buona annata per i viticoltori. Bene, allora io ti chiedo adesso, proprio per fare anche un po' di chiarezza, Sì, di fornirci i dati suddivisi, ti propongo in questo modo: Veneto e poi provincia di Verona, provincia di Treviso e provincia di Padova, che sono quelle più importanti. Più importanti. Allora, per il Veneto è stato calcolato un prezzo medio per un chilo di uva di 0,74 centesimi al chilo. Questo prezzo ha determinato rispetto all'anno precedente un rialzo del 27,6%. Se noi adesso andiamo a vedere nelle tre province analizzate, quindi Verona, Treviso e Padova, a Verona si è registrato un prezzo molto simile a quello regionale di 0,72 euro al chilo, con un rialzo del 25,4%. Rialzo che invece si è fermato al 19,9% per la provincia di Treviso, mentre a Padova si va un rialzo al doppio, quindi si va più 44,7%. Ma come si spiega questo divario? Questo divario dipende anche dalla tipologia di uva. Infatti in alcuni casi abbiamo le uve IGT che sono più importanti, portano su il prezzo medio generale della provincia. Infatti nel caso di Verona e Treviso, dove la maggior parte delle superfici sono ad hoc rispetto a quelle IGT, in questo caso il prezzo è rimasto un po' più basso, il rialzo è rimasto un po' più basso. E si può anche, quali sono le uve che vengono pagate meglio? Sì, le uve che vengono pagate meglio per quanto riguarda la provincia di Verona abbiamo il Recioto e l'Amarone che hanno spuntato 2,20 euro al chilo, mentre per quanto riguarda il Trevigiano, tolta la denominazione di punta, ovvero sia il Prosecco, Cartizza e Doc G, che raggiunge anche 4,25 euro al chilo, una quotazione che è ritornata ai livelli del 2011 dopo il repentino calo dovuto all'ingresso della denominazione Prosecco. Poi abbiamo tra gli altri prosecchi abbiamo il Conegliano Valdobbiadene Doc G denominazione Rive, che in questo caso ha raggiunto 1,56 euro al chilo. Mentre per quanto riguarda nel Padovano all'apice dei prezzi abbiamo il Pinot Nero, quello atto al Prosecco Rosé, la nuova denominazione. In questo caso queste uve di Glera hanno scontato 1,21 euro al chilo. E senti Nicola, per quanto invece riguarda le superfici vitate nel Veneto, sì, come si può dare qualche numero anche qui? Certo, allora come si diceva l'altro giorno, praticamente il vigneto potenzialmente presente in Veneto attualmente va oltre i 100.000 ettari, di cui quello effettivamente in produzione nell'ultimo anno è arrivato a 93.843 ettari con un aumento dell'1,1%.
Di queste superfici l'84% è quella a denominazione di origine controllata e un altro 14% circa è ai IGT, quindi praticamente la parte del vino varietale o vino da tavola ormai è residuale in regione. Per quanto riguarda la produzione di uve, quest'anno il Veneto si è fermato con una produzione di 14 milioni di quintali, che è del tutto simile a quella registrata l'anno precedente, e di questa produzione l'81,5% ha dato uve DOC e un altro 14,9% uve GT. Se noi consideriamo soltanto le due varietà di punta del Veneto, quindi la Glera e il Pinot Grigio, queste due varietà insieme sommano oltre il 57% di superfici vitate regionali e basti pensare che praticamente la produzione di uva di Glera, quindi per il Prosecco, ha raggiunto i 5,3 milioni di quintali, mentre il vino in generale è andato poco oltre gli 11 milioni di ettolitri. Bene, Nicola, noi abbiamo concluso il tempo a disposizione, però ricordiamo a chi ci segue che tutti questi dati sono disponibili sul sito di Veneto Agricoltura, sia le slide di cui ho fatto riferimento prima, il convegno del trittico vitivinicolo che si è tenuto nei giorni scorsi, sia per quanto riguarda il report sui prezzi delle uve, per cui sul sito di Veneto Agricoltura trovate tutto questo. Oggi abbiamo fatto solo una carrellata veloce per dare alcuni spunti. Grazie al dottor Nicola Severini dell'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura, grazie a chi ci sta seguendo e ci diamo appuntamento alla prossima occasione.